La sala operativa della questura ha allertato subito la volante in zona dopo aver ricevuto l'allarme e gli agenti hanno impiegato appena 3 minuti ad arrestare l'uomo che armato di pistola aveva appena rapinato una tabaccheria in via Poerio. In manette è finito un trentenne pluripregiudicato di origini albanesi, già noto alla squadra mobile di Venezia, che lo ha arrestato nel 2008 come responsabile, con un complice, dell'omicidio di una giovane prostituta ungherese, il cui corpo, subito dopo, era stato gettato da un furgone lungo l'autostrada per Portogruaro. Il giovane era entrato in tabaccheria puntando una pistola, risultata poi giocattolo, alla tempia del titolare, minacciando la compagna e facendosi consegnare l'incasso di circa 1.000 euro in contanti. Le urla della donna hanno però attirato i passanti, che hanno chiamato il 113. Il rapinatore ha tentato la fuga lanciando il denaro per distrarre i passanti e togliendosi il cappello di lana dalla testa nel vano tentativo di confondersi tra la folla. Il pluripregiudicato è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore.